Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. In questo video vi mostrerò come registro le mie cover e cosa utilizzo. Come microfono utilizzo questo che è un Behringer C1U ed è un microfono a condensatore ed è a USB, quindi si può collegare direttamente al PC. Poi davanti ho messo un filtro anti-pop. Come programma per registrare uso Audacity. Ora passiamo al computer per vedere come registro. Ok, come si può vedere ho messo la base nel programma. Adesso noi ci andiamo a registrare sopra e poi la modifichiamo. Come si può vedere ho appena registrato la mia parte cantata. Adesso iniziamo a modificarla. Adesso iniziamo con la riduzione del rumore. Quindi selezioniamo una parte senza audio, riduzione rumore e labbra profilo rumore, selezioniamo tutto, effetti, riduzione rumore e poi mettiamo questi dati, ovvero la riduzione del rumore di 9 decibel, sensibilità 6.50 e appianamento frequenza bande 3 e poi rumore riduci, selezioniamo questo, facciamo ok, quindi adesso possiamo sentire la traccia senza frusci di sottofondo. Adesso andiamo a fare l'equalizzazione, quindi equalizziamo. Questo si misura in base al tipo di voce, quindi secondo me con il mio tipo di voce ci sta bene così, quindi metto così. Tanti bassi rimangono sempre perché ha molti bassi questo microfono. Faccio ok e vediamo che si alza. Poi passiamo anche ai bassi e alti. Metto 1 sui bassi e alti 8 e il volume lo lasciamo 0. Applica e come si può vedere si è alzato di tutto. Ora compressione. Mettiamo questi dati, ovvero il primo che è soglia meno 18, rumore di fondo meno 80 decibel, rapporto è di 5,52.1 e questi due li lasciamo a 0 così. Questi non bisogna selezionarli e facciamo così, ok? E come si può vedere si abbassano tutti i picchi. Poi infine mettiamo il riverbero, che qua in questa canzone ci sta un buon riverbero, quindi mettiamo il pre-ritardo, lo abbassiamo, mettiamo il riverbero, lo alziamo, questi due li alziamo, il primo e il terzo, questi li lasciate anche come li trovate sul programma vostro. Qui il vet again, che sarebbe il riverbero che si sente, lo metto tipo meno 14 così, invece il dry again, che sarebbe la voce, in base a quanto si sente lo mettiamo a 0 e la larghezza sta a 100, facciamo ok. Ok, ora abbiamo il nostro riverbero. Io faccio così per silenziare magari rumori di saliva, cose così. Ora esportiamo la canzone come MP3, mettiamo uno scattacaso, non c'ho voglia di scrivere il nome giusto. Ok, vabbè che bisognerebbe scrivere artista, titolo, traccia, così, ma io non scrivo niente, faccio ok. Ora si sta esportando la canzone. Ok, la canzone è pronta e adesso vi mostro il video che ho fatto con questa canzone. Don't be that way, fall apart twice a day. I just wish you could feel what you say. Show